destination unknown, known, 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 known. Ciao a tutti Piederoli e ben ritrovati al nuovo capitolo di Mark of the Ninja. Pensavate l'avessi abbandonato, però lo voglio finire, visto che comunque un giochino arcade non implica tanto, diciamo, tante ore di gioco in più. Per cui, visto che comunque non manca molto alla fine, direi che comunque ti tiro un po' a finirlo, così almeno vedete tutta la storia, che è molto bella secondo me. Allora, so che figo, guardate bella l'immagine di sottofondo, so che bella. Quello che vedete qua, nuova partita plus, è perché io avendolo già finito, mi ha sbloccato una nuova difficoltà, è molto più figa rispetto a quell'altra. Poi magari se vi può interessare, una volta finito il gioco vi faccio vedere anche quest'altra modalità e vi spiego le differenze sostanziali. Comunque non vi spoilerò niente e non vi faccio vedere niente di quello che ho scoperto poi nei capitoli successivi. Noi mi sembra che eravamo rimasti che dovevamo fare la settima missione. Quindi vediamo un pochettino, non mi ricordo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Dobbiamo fare questo, su un baratro senza fondo. Qui non avevo trovato un obiettivo, non avevo fatto una missione. Vabbè, adesso vedremo se riesco a prenderli tutti, poi se me li ricordo bene, sono Piederoli, andiamo avanti poi con la storia, tanto non è proprio una guida al millesimo. Andiamo. Eccoci qua. Un attimo che mi gratto un secondo l'orecchio, scusate. Ok. Vi informo che per l'occasione mi sono anche fatto tutta la barba appena fatta, finita. Non so se me ne frega qualcosa, ma vabbè. Era giusto per dirvelo, ero diventato tipo Saddam. Comunque, qui praticamente mi sono sbloccato tutte le tecniche, che tra l'altro non me ne ricorderò manco una adesso, perché è una vita che non ci gioco. Per cui, vabbè, adesso man mano che ci gioco poi mi arriveranno in mente. Ho sbloccato qualche oggetto per l'attacco, che adesso magari vi spiego quando li utilizzerò, e ho sbloccato qualche altro oggetto diversivo, qui potenzialmente scatola di cartone. Adesso le proverò più da dove vi farò sapere. Allora, come stile mi prendo questo qua che è molto figo, il sentiero degli incubi, perché praticamente è quello che è quando i avversari, quando i nemici vedono un cadavere, invece che dare l'allarme si terrorizzano, per cui io non vengo scoperto e loro impazziscono e possono anche colpire i loro alleati, fighissimo. Però posso solo avere oggetti d'attacco, per cui le scatole di cartoni, bye bye. Allora, utilizziamo la mina, che è quella che mi serve di più, 3 due. Cioè, c'è filmato iniziale Look at molto that lungo. chasm. My advice? Aspettate, Move fast and don't look down. Ok, mettiamo i dardi. Allora, andiamo. Qui mi ricordo che è una pugnetta che sono tutti sti pezzi da... è un più che altro giochino di abilità adesso. Guess I'll have to find another way around. Immagino che dovrò Go trovare on, un'altra strada. I'll catch up. Sì, trovo un'altra strada. Allora, qui abbiamo i trappolini, le trappolucci. Watch your footing on Attimo, those ledges. utilizzo questo It'll look che very soft. è utilissimo. Qui mi sembra che ci siano 2 vie per andare. No. Ok, qui c'è un artefatto mio. Che sono punti, io non so qua c'è un rotolo anche. O si va solo avanti? Mi sa che si va solo avanti. I can't see the bottom, if there even is one. Vabbè, andiamo avanti. Madonna mia, aiuto! Perché quelli lì, quando li vedete rossi, quando vedete il simbolo del rampino rosso, vuol dire che se ci vai sopra dopo un po' cascano. E mica ritornano, non è mica Super Mario questo. Ok. C'erano 2 vie per passare, una era questa, venivi giù da qui e l'altra passavi dove sono passato io. Ovviamente io ho beccato quella più stronza. È più difficile, vabbè, fa lo stesso. No, ho sbagliato, dall'altra parte. E qui c'è un passaggio qua sotto. Ma non mi ricordo cosa c'è. Voglio vedere. That corridor's full of Urco poison. Dio, quello è il gas If you move velenoso. fast, it won't kill you. Dopo vi faccio vedere come funziona quel gas velenoso lì. Ok, qua sotto ci dovrebbe essere un rotolo. Infatti. Pac. Qui morirò probabilmente, prenderò le qualche volta. Per cui abbiate pazienza. Allora, vediamo un pochetto. Allora,
No, 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 vedete quella barra che sta calando? Quella praticamente se scende a zero io comincio a perdere vita. Qui cosa c'è? Ah, artefatto, torno su. Uff. Via, veloce. Via. Uff. Ah, è questo qui che è una delle abilità. Posso planare, tipo scoiattolo volante. Che figata. Allora, andiamo. Ok. Ale. They're using those crates to haul weapons. Nobody will notice if you ride along too. No, bastardo. Devo fermarti. Senza che palle. C'ho mica voglia. Vaffanculo. Ok. Ah, l'avevo che sbloccata già. Ale. Poi adesso se volessi fare lo stronzo potrei ucciderli. No, no, cazzo, ma che sei? Perché che... No! Sono riuscito a fare il beccare da quei tonni. Adesso sono diventato una checca. No, una merda. Non una checca, no. Ok, andiamo avanti, senza perdere tempo, perché non c'è niente. Avrei ucciso volentieri, ma non aveva senso. Questi però si vede che sono in mezzo ai coglioni. Allora, lì c'è una leva per aprire qui, ma qua giù cosa c'è? Che c'è qua sotto? C'è un cazzo? Che senso ha? E tu andresti giù per le scale per? Niente, così, per sport. Vabbè. Andiamo avanti allora, che te devo dire? Dai, va giù. Vabbè. Aiuto. No, 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 cazzo. No, ma che vista c'hanno questi? Ma giù che te. Qui cominciano ad avere dei soldati abbastanza più tosti, più eroi. E cosa c'è qua sotto? Niente, un passaggio. Direi che non ho fatto neanche casino camminando. Oddio. Qui c'era una missione se non sbaglio, vero? Rimani sulla cassa fino a raggiungere la cima della trave senza scendere. Direi che questa ho già fallita. Nascondi 3 corpi nella stanza finale. Quello vedrò poi dopo di farlo, se riesco, se no chiederò di fare lo stesso. Ok, tu arrivi fino in fondo? Immagino di no. Però ti sei qui, no? Vale. Ah, è qua che devo fare. Non mi devo far vedere dai tifosi. La missione è questa qui, rimani sulla cassa fino a raggiungere la cima della trave. E così completato l'obiettivo. Ne merita strunvada. Anche se non mi faccio punti. Prima volta le provo ad uccidere, sono diventato stronzo perché il posto è piccolo, fa fatica a farlo. Di qua, via. Uno di qua. È inutile dire Piederoli che il laser mi ammazza. Qui col cazzo che ci passo lì. E li devi fare a zigzag, vedete? Ce la farò mai. Via. Ok, mo qui. Aspetto di andare su che almeno mi aggrappo. Ok, se no devo fare tutto il giro. Allora, oddio mio. Sempre più facile per me. Vale. E dovrebbe essere sotto. Ok. Stai fermo lì. Poi cosa c'è qua dietro? Ho paura di andare avanti.
Perché là chissà cosa ci sarà. Aspetta. Torna indietro. Quindi praticamente devo andare sotto e di sopra. Parti? Come? Ma no! Mo? Parti, vero? No, vabbè, stavo... Se no, era un bel signore. Ia, ia. Devo metterlo di là. Fermo lì. Ok. Torna in dritto, dove vai te da solo? Dai, parti. Quindi prima sotto. Ma qua c'è un segreto qui. O si va avanti? No, si va avanti. Allora là cosa c'era? Vabbè, ci sarà stato un obiettivo, Pietro, adesso non so, vuoi tornare indietro, andiamo avanti. Ci sarà stato sicuramente una I found a way pergamena. out. It's just past the next room, but there's a rusty old gate blocking the way. There's a way to open it from your side, but be ready. When the racket starts, every guard down here will come running. Ok. Non potevo passare anche su, no? Io ho paura, paura, paura. Troppo ampio come spazio. Qui mi ricordo che c'è un sacco di gente. Che cos'è? Oh. Ah, mi nascondo nell'ombra. Non mi piace, non mi piace, non mi piace. E qui? Oh. Sono leve che non posso spingere, però. Che cazzo devo fare? C'è una porta, un'altra porta, poi vado sotto, qui. Come cazzo ci vado giù? L'unica è quella leva lì. Urk boy. Someone activated the old cargo door. Ah, devo Get down there aspettare and che si find apra. Così io. Te vuoi, te vuoi. Ah, che figata lo lascio. Guardate che bello che lo lascio dietro. Che figo. Send in the dog. Urco sì, io. No, mi rompo di coglione. Check the vent. Vieni qui anche tu così ti nascondo anche tu. Up in the Oppala. gap. That'll flush them Vieni. out. Che bello che li posso uccidere lasciare dentro. No, cagnaccio. Halfway there. Che non eri a portata. Sono impazziti. There's too Madonna, much gas in there now. cazzo sto carino. Be anywhere. Ah, madonna che bordello. Metterò lì, via. Dio mio, qui vedono un cane morto, sono tutti là che... You heard him. Increase the Ehi, gas. dai, vieni qua. Dai, vieni. Ah. Sto provando di nasconderlo. It's open. Get out of there. Via. Allora, house. Troppa gente. No, che cazzo fai? Via. Dai, ma sono cavato bene. Vedete che è utile questo stile, Pietrone? Thanks. Nice. Now let's get out of here. Adesso scende qua. Io ho saltato la metà della roba. Non ho trovato due pergamene. Vabbè. Ve la prendete, Federoli, se non ho trovato due pergamene?
Mi mancava nascondere 3 corpi nella stanza finale. Pensavo di averlo fatto. Ah, erano uccisi 3 guardie equipaggiati di maschere antigas. Ah, no. Quindi dovevo andare in un'altra porta che c'era lì più in basso a sinistra, mi sembra, e ucciderne una anche lì. Solo che dopo, quando ho ucciso il cane, vedevano il cadavere del cane, impazzivano tutti. Niente, Piederoli, per cui questa è stata la missione numero 7. Ho dimenticato i due rotoli, non li ho trovati. Uno era sicuramente lì dove non sono passato e sono andato avanti, non c'avevo di tornare indietro, e l'altro sarà stato nascosto bene. Comunque, se volete vedere come si trovano quelli che ho dimenticato durante le missioni, basta che me lo dite e poi faccio dei speciali a parte dove vi faccio vedere quello specifico rotolo, quei 2 rotoli o quel rotolo che mancano, perché non stavo a fare un altro video solo per questo, quindi me li dite un po' e poi ve li faccio vedere quelli che mancano. E niente, ditemi cosa ne pensate, e votate e commentate, e ditemi se volete che provo un altro stile. Questo è molto utile, però ce ne sono tanti altri, per cui fatemi sapere un po' le vostre opinioni, come sempre. Vi ricordo la mappa canale per vedere anche gli altri capitoli, se non l'avete visti, per vedere anche gli altri miei progetti, Warcraft, Dota, Shogun, eccetera. Shogun è un po' fermo da diverso tempo ormai, però prima o poi lo riprenderò anche quello, perché comunque è un gioco che mi piace molto, e niente, per cui ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!